Ancora un saluto e un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati in diretta all'appuntamento con A Voi la Linea. Tema caro bollette con rincari che mettono in seria difficoltà anche gli imprenditori quando si registra anche un aumento di 3 volte rispetto al 2019. È successo anche a Fabio Bellotto, albergatore e presidente di Confcommercio di Treviso, che si è visto costretto a ridurre l'apertura al solo weekend. Lo ha raggiunto e sentito Alexis Sabot. Se ne parla da giorni del rincaro dei prezzi, carburante, ma non solo, anche dell'energia, insomma delle bollette, del gas, luce. E qui abbiamo un esempio con Fabio Bellotto, che è presidente di Confcommercio del Tarvisiano, è anche albergatore e si ritrova di fronte delle bollette, possiamo dire, triplicate. Buongiorno, sì, assolutamente triplicate, in quanto come riferimento prendiamo il 2019, anno in cui abbiamo avuto una stagione normale, e il 2020 appunto eravamo chiusi. Nel 2019 avevo degli importi con un consumo di metri cubi o di kilowattora e la bolletta di dicembre, l'ultima arrivata, è anche triplicata, assolutamente sì. Una cifra che si aggira... Beh no, tranquillamente superiamo i 6.000 euro per quanto riguarda l'energia, i 4.600 euro per quanto riguarda il gas, anzi di più. Cioè questo implica per noi un grosso problema, in quanto noi abbiamo già venduto anticipatamente le camere a un prezzo e non possiamo andare dal cliente e dire adesso ci devi pagare di più. Questo è sicuramente un ulteriore problema ai già tanti che la nostra tipologia di aziende deve un po' affrontare, e non a caso molti colleghi hanno scelto appunto di tenere chiuso chi solo il ristorante, chi addirittura anche l'albergo, proprio perché questi costi sono ingestibili, insomma. Tu invece hai deciso di rimanere aperto e di cercare di gestire, andare avanti con il lavoro, ma come si fa con questi aumenti? È un rischio, alla fine del circolo si valuterà se è stato produttivo oppure se riusciremo almeno a fare patta, come si suol dire in termini nostri, o se ci rimettiamo. Di sicuro noi abbiamo avuto anche la fortuna di avere qualche cliente in più, avendo un po' diversificato la nostra tipologia di clientela. Abbiamo forse subito un po' meno rispetto ad altri colleghi questo, con Austria e Slovenia che praticamente sono quasi chiuse. Molte aziende che avevano puntato il grosso del loro lavoro su questa tipologia di clientela si sono ritrovati da oggi a domani vuoti o semivuoti. Noi speriamo alla fine del giro di riuscire a contenere i costi, limitando l'orario di apertura della ristorazione, sicuramente il riscaldamento di notte. Abbiamo addirittura anche cambiato tutti i serramenti per ottimizzare il risparmio energetico. Bisogna fare attenzione che magari fino a ieri non erano normali. In qualche modo dobbiamo tirare avanti. Non si può avere un'azienda, un albergo e non dare i servizi, non dare apertura. Questo implica nel lungo andare anche la perdita del cliente. Quindi guardare anche il minimo dettaglio, anche considerando i prezzi delle materie prime, anche del cibo stesso è aumentato, quindi anche lì bisognerà guardare un po' al risparmio, o no? Assolutamente, diciamo che la prima sberla che abbiamo ricevuto è quella degli aumenti dei costi energetici, ne consegue l'aumento di tutto ciò che è fornitura di un ristorante, di un albergo o di qualsiasi attività in generale. Devo essere sincero che ci sono delle aziende che hanno un po' speculato su questo, nel senso che hanno avuto aumenti fuori da ogni logica, e l'attenzione nostra è che il consiglio che do a tutti i colleghi del mondo dell'alberghiero e della ristorazione di fare un confronto sempre fra più aziende, perché nel mio caso ho avuto prodotti che sono triplicati addirittura, prodotti che io compro da sempre, con un'azienda, con l'azienda concorrente il stesso identico prodotto, la stessa provenienza, la stessa tipologia di prodotto ha avuto un aumento ma ragionevole, insomma.
Ecco, questo sì, è una battaglia, un ulteriore lavoro in più che chi ha questo tipo di attività deve oggi fare. La clientela c'è e a questo punto si tenderà a aumentare qualcosina il prezzo al cliente? Questo è naturale, non possiamo non adeguarci agli aumenti che riceviamo e di conseguenza dobbiamo anche rivolgerli al cliente. Naturalmente, avendo già prezzi imposti, è un ulteriore sacrificio che dobbiamo fare noi stessi nella nostra marginalità, però sì, dobbiamo fare degli aumenti e questo sarà fisiologico a tutte le tipologie di attività. Tutto sta aumentando in maniera importante. E ora parliamo di una serie di eventi organizzati dal Comune di Udine insieme alla Prefettura in occasione della giornata del ricordo delle vittime delle foibe dell'esodo istriano. 2 gli appuntamenti centrali, un incontro con gli studenti nell'aula magna del Malignani e poi l'intitolazione di un piazzale a Norma Cossetto, che fu uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Signor Prefetto, ci troviamo a celebrare un'altra ricorrenza dopo il giorno della memoria. Ora il 10 di febbraio, il giorno del ricordo. Il Comune di Udine insieme alla Prefettura ha organizzato una serie di eventi legati anche alle scuole. È sicuramente importantissimo, lo capiamo tutti, soprattutto in questo momento, quanto sia importante ricostruire anche con testimonianze dirette quello che è successo soprattutto in questo territorio in quel periodo. Ovviamente per la giornata del ricordo, dove la ferita per certi versi è ancora aperta, quindi ci sono sicuramente situazioni da ricomporre, in questo sicuramente siamo sulla buona strada, però il coinvolgimento dei ragazzi e degli studenti a questo punto è fondamentale. Fargli conoscere obiettivamente quello che è successo in quel periodo con ricostruzioni storiche attendibili per noi è fondamentale, quindi su questo lavoreremo sempre. Ecco, lei ha detto una parola che è quella dell'obiettività, appunto, con ricostruzioni storiche che appunto evitino eventuali fraintendimenti. Sicuramente questo è il motivo e il valore aggiunto che daremo a questi eventi. Ricostruzioni storiche attendibili come ricostruzioni scientifiche attendibili, siamo sempre sullo stesso binario, quindi l'attendibilità e l'obiettività delle ricostruzioni per noi è fondamentale. I ragazzi saranno coinvolti e stimoleranno gli storici con delle domande curate bene. Ecco, queste sono pagine di storia buissime che la nostra regione ha vissuto purtroppo sulla pelle. Sì, venendo anche dall'esperienza di Gorizia ho visto e ho capito quanta sofferenza e quanto oblio ci sia dietro questa pagina di storia. Stiamo cercando con tanti momenti, soprattutto con questi interventi con i ragazzi, di riportare un po' alla luce certe verità. Noi cerchiamo con queste nostre iniziative, le presentazioni dei libri, gli incontri con i ragazzi fatti con ricercatori e studiosi, ecco, di portare in evidenza questa pagina di storia che è stata a lungo, come dire, dimenticata, tenuta come dire, lontano, per tutta una serie di ragioni geopolitiche, come possiamo immaginare, come sappiamo. Poi si è prestata anche a diverse interpretazioni di parte politica anche questa, ma questo, come dire, non nasconde poi la realtà, perché poi la realtà riaffiora sempre nei documenti, nelle testimonianze. E il nostro sforzo, sulla base di quello che è anche l'invito che viene da questa importante legge approvata dal Parlamento nazionale all'unanimità, ricordo nel 2000, è quello di divulgare queste pagine di storia, di farle conoscere, di approfondirle e di farne tesoro, soprattutto presso le giovani generazioni, perché è chiaro, parlare di esodi, di genocidi non è accettabile per la nostra sensibilità, per la nostra civiltà. Non ci sono più da ritrovare delle rivincite storiche. Ci sono state queste realtà che hanno colpito tutti, che adesso sono all'evidenza. Noi le ricordiamo con questo spirito appunto di testimonianza storica. Questo è l'impegno che io almeno personalmente mi sono preso, condividendo poi, mi fa piacere, questo percorso con la Prefettura, come in questo caso, e con il signor Prefetto in particolare, che io mi sento di ringraziare anche per la sua personale sensibilità nei confronti di questa collaborazione, prima con la memoria, oggi con il giorno del ricordo, ma anche in tante altre iniziative.
Salvò dal genocidio migliaia di ebrei, stranieri e italiani. Giovanni Palatucci è stato ricordato questa mattina a Pordenone. Signor Questore, le buone abitudini non si scordano mai, soprattutto quando c'è da commemorare con qualcuno che non c'è più, che comunque ha fatto la storia dell'Italia, ma soprattutto anche della polizia. Beh, questa è l'occasione migliore. Che cosa si prova oggi? Assolutamente da condividere questa sua affermazione. Noi abbiamo l'obbligo di ricordare l'esempio che il Questore Palatucci ha lasciato alle future generazioni, in particolare a noi che facciamo un lavoro molto particolare. Quindi è giusto che venga ricordato, è giusto che venga commemorato in occasione della giornata che precede poco la giornata del ricordo, e questo l'obbligo morale del suo ricordo ci è stato trasmesso e noi dobbiamo tramandarlo anche per il futuro. Signor Questore, cosa significa essere poliziotto oggi? Significa essere al servizio degli altri anche fino all'estremo sacrificio, così come lo stesso Palatucci ci ha insegnato. Quindi il motto della polizia è esserci sempre, ovviamente proprio nell'ottica di questa assoluta dedizione che noi diamo alla cittadinanza e alla singola persona. Signor Prefetto, che cosa rappresenta questa giornata per lei? Questa giornata è importantissima, per me è veramente un giorno molto importante che comincia, intanto sottolinea il sacrificio di un esponente, di un rappresentante della Polizia di Stato, è proprio uno che ha sacrificato proprio la sua attività, è stato molto vicino alle persone che hanno sofferto. Per cui è un giorno importante ed è l'anticipo di quello che domani saranno la giornata del ricordo, il giorno del ricordo di quelli che sono stati la strage delle foibe. Sindaco, una ricorrenza importante, che cosa rappresenta per lei questo giorno, ma soprattutto questa commemorazione? Il Questore Palatucci, nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere uno spirito per aiutare le persone anche a salvare la propria vita umana, anche a costo di perdere la propria. Questo è un esempio che noi pordenonesi dovremmo sempre tenere alto per le prossime generazioni. Quindi sono giorni importanti, domani c'è la giornata del ricordo, sono elementi fondamentali di una comunità che deve crescere nel senso del valore della vita, del sacrificio, per fare in modo che la comunità cresca sempre secondo valori fondanti della comunità, appunto. Che valori intravede nella sua cittadinanza, nei suoi cittadini, soprattutto in uno dei momenti più difficili della storia? Sono situazioni veramente complesse, perché oltre alla pandemia c'è anche una crisi economica che sta mordendo l'economia stessa, quindi vediamo che comunque nonostante questo c'è un forte senso di fiducia nei confronti delle istituzioni e il dialogo deve fare in modo che si possa superare tutti quanti assieme sia la crisi pandemica che la crisi economica. E a Pordenone, che è una delle città più sicure d'Italia, dove c'è un altissimo livello della qualità della vita, deve dare l'esempio per fare in modo che le istituzioni insieme alla cittadinanza e alla comunità superino assieme in modo cordiale questi momenti di difficoltà. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A Voi la Linea. Una ventina di fioriere per impedire ai ciclisti di percorrere appunto in bicicletta i marciapiedi, una decisione del Comune di Udine che appunto ha pensato a questo per Via Roma, ed è da lì che ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello. A te Marco. Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci segue da casa. Sì, hai detto bene, una ventina di fioriere che saranno posizionate sui marciapiedi di Via Roma per impedire di fatto alle biciclette selvagge di travolgere i pedoni, di rischiare di creare un pericolo per chi sta passando in questo momento per Via Roma. Ed è una delle tante misure che il Comune sta intraprendendo per appunto il quartiere delle Magnolie. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza Ciani e il sindaco Fontanini. Partiamo da lei, assessore, per dire appunto cosa servono queste 20 fioriere che stanno appunto venendo installate qui in Via Roma. Ma il comitato di Via Roma, che è un comitato formato da professionisti, operatori commerciali, imprenditori della via, ci aveva chiesto di intervenire perché il fenomeno dei ciclisti che sfrecciano nel marciapiede rappresenta un pericolo non solo per i passanti ma anche per i titolari delle attività, e quindi è una delle iniziative che abbiamo intrapreso insieme al comitato per cercare di dare alcuni
i segnali di rendere più vivibile, più decorosa e più bella una delle vie fondamentali della nostra città. C'è in atto una ottima collaborazione tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti di questo comitato, e ci sono tante iniziative che abbiamo fatto e tante altre che ne vogliamo fare, perché riteniamo che questo quartiere sia stato dimenticato dalle amministrazioni precedenti e questa amministrazione invece non vuole compiere lo stesso errore. Ovviamente scontiamo un gap perché per troppi anni le richieste dei residenti e degli operatori economici di questo quartiere sono rimaste inascoltate, quindi abbiamo 10 o 15 anni da recuperare, ma penso che le iniziative che l'amministrazione Fontanini ha messo in campo in questi anni abbiano dato diversi risultati e siano stati dei segnali molto importanti. Ovviamente non c'è assolutamente da fermarsi, ma c'è da continuare in questa virtuosa opera di collaborazione tra amministrazione e residenti, tra amministrazione e commercianti, ma penso che i tanti segnali che abbiamo dato inizino a portare i loro frutti e intendiamo continuare così. Ecco Sindaco, l'assessore ha parlato di tante misure che il Comune sta intraprendendo in questo quartiere, c'è il nuovo punto della polizia locale, qui a 2 passi in via Leopardi e non solo. Sì, abbiamo fatto degli sforzi, ma dobbiamo continuare a far così perché si vedono già dei miglioramenti. Io ringrazio veramente chi opera in questa zona della città, che ha fatto anche lui degli investimenti nei locali, ha migliorato l'arredamento. Sono tutti segnali positivi per recuperare un'area che era diventata un'area difficile in cui vivere. E adesso le cose stanno migliorando, io sono soddisfatto e oggi abbiamo messo queste fioriere che è un piccolo contributo però significativo per recuperare quest'area e farla diventare sempre più vivibile. È una bella giornata oggi e sono contento di essere qui in via Roma per segnalare che anche questa è città, anche questa è Udine e deve essere un'Udine bella, un'Udine sicura e un'Udine a favore di tutti coloro che abitano in quest'area. Ecco, qui alle sue spalle c'è anche il nuovo piazzale della stazione, un altro importante investimento che ha fatto il Comune di Udine per questa zona. Sì, abbiamo migliorato anche qui la viabilità, abbiamo permesso di far passare i pedoni in sicurezza con un semaforo dedicato a loro, in più abbiamo ristrutturato un po' i punti sosta per gli autobus. È un passo in avanti anche questo per migliorare la viabilità. Benissimo, ringraziamo il Sindaco Fontanini e l'assessore Ciani. Francesca, ti restituisco la linea, da Udine è tutto. Grazie a Marco Pasquariello con Giandomenico Ricci per questo collegamento e da Udine ci spostiamo a Trieste dove è stato presentato un nuovo autobus a idrogeno che potrebbe arrivare in regione entro il 2030. La Didi Arriva Italia Angelo Costa fa il punto su questa nuova tecnologia che richiede anche delle infrastrutture ad hoc. L'idrogeno è realtà, questa è la prima notizia, un materiale complesso che però teoricamente ci si potrebbe fare l'aerosol col gas di scarico di questo autobus, questa è la buona notizia per l'ambiente. Assolutamente, questa è la soluzione di frontiera decisamente più significativa dal punto di vista della sostenibilità, è un po' il target ottimale a cui cercare di tendere per il prossimo futuro. È un investimento però a lunga scadenza, è bene precisarlo, cioè non saranno mezzi che saranno sulle nostre strade, sulle strade del Friuli Venezia Giulia già domani, ci vorrà un attimo anche perché c'è tutta una progettazione anche con SNAM. Ma assolutamente, soprattutto c'è da tener conto che nel proiettare questa transizione energetica complessivamente parlando parliamo sempre di un sistema e quindi il bus ha certamente una funzione fondamentale, ma trattandosi di sistema bisogna guardare a tutto l'aspetto infrastrutturale e quindi un po' tutti gli elementi del puzzle dovranno essere messi insieme per far sì che si giunga effettivamente a questa soluzione e in questo senso la collaborazione con SNAM, che è partita da un protocollo d'intesa con la Regione nel 2020, è certamente fondamentale. Quali saranno gli step? Si parla tanto dell'elettrico adesso che però ha dei limiti legati soprattutto alla percorrenza di questi mezzi elettrici. Ma diciamo che comunque dal punto di vista tecnologico c'è un'evoluzione in tal rapida appunto dinamica e evoluzione che oggi dobbiamo aspettare secondo me a breve comunque dei significativi miglioramenti sotto questo profilo. Il tema dell'autonomia è certamente uno di questi, quindi noi siamo ottimisti sotto questo profilo, quindi guardiamo certamente alla soluzione dell'elettrico come una soluzione
praticabile soprattutto per le realtà urbane. Dopodiché stiamo lavorando però su altri fronti, e vorrei ricordare su questo in particolare il progetto su Udine, che riguarda la possibilità di utilizzare il gas naturale anche per i servizi extraurbani. L'anno scorso abbiamo introdotto 6 nuovi mezzi, ma in questo stiamo facendo crescere la flotta che finora era dedicata solo ai servizi urbani di Udine, anche su questa tecnologia appunto di gas naturale per l'extraurbano. Adesso la speranza è anche quella di tornare a un regime ordinario superando le limitazioni del Covid. Ma questo assolutamente sì, credo che insomma, gli ultimi dati ci fanno guardare a questo tema con un certo ottimismo, e quindi noi siamo fiduciosi che si possa tornare ad una certa, chiamiamola, normalità. Snam ha deciso di investire e di credere molto sull'idrogeno come la nuova tecnologia che consentirà di abbattere le emissioni. Sì, da tempo Snam crede nell'idrogeno come uno dei vettori, diciamo, per favorire la transizione energetica anche nei trasporti, in particolare nel trasporto pesante, dove noi siamo convinti che l'idrogeno possa rappresentare una risorsa fondamentale, in particolare per facilitare e accelerare la transizione nei bus, negli autobus, in particolare gli autobus per il trasporto urbano, e poi anche nel mondo dei camion, dove sicuramente è la principale alternativa nel medio-lungo periodo rispetto ad altre tecnologie. È una tecnologia che però ha dei limiti nella produzione e mancano ancora le stazioni di servizio. Un investimento come quello che potrebbe attuare Snam potrebbe essere la svolta in questo senso per semplificare l'utilizzo di questa tecnologia? Sì, Snam sicuramente parteciperà e contribuirà, diciamo, all'accelerazione della mobilità idrogeno su 2 fronti. Il primo è il fronte della produzione dell'idrogeno verde, quindi dell'idrogeno completamente rinnovabile, attraverso degli hub di produzione e intervenendo in maniera diretta e indiretta nel miglioramento e nello sviluppo della tecnologia, per esempio per l'elettrolisi, no? Noi abbiamo diciamo, 2 partecipazioni molto rilevanti, la più importante è quella in De Nora, che è un'azienda che produce tecnologia ed elettrolizzatori, e l'altra in IT Empower. Il secondo fronte di attività è quello proprio delle stazioni di rifornimento. Nel 2017 Snam ha costituito una società dedicata alla mobilità che si chiama Snam for Mobility, che ha già realizzato più di 50 stazioni di rifornimento a gas naturale, quindi CNG ed LNG, e questa stessa società si sta impegnando sul fronte delle stazioni a idrogeno. Noi svilupperemo, progetteremo e realizzeremo 2 tipologie di stazioni pubbliche alle quali chiunque potrà accedere con vetture, con camion, con veicoli commerciali, e poi invece stazioni ad uso privato esclusivo delle flotte, in particolare le flotte di autobus, che riteniamo essere il primo segmento che arriverà sul mercato con soluzioni a idrogeno. E il protocollo con la Regione Friuli Venezia Giulia si incastra perfettamente in questo schema, direi. Assolutamente sì, direi che i protocolli servono a questo protocollo è stato firmato ormai 1 anno e mezzo fa, e sull'onda di questo protocollo questa è una delle tante attività che stiamo facendo con i diversi attori coinvolti, sia a livello istituzionale ma anche a livello industriale e privato. Quello di cui noi siamo convinti è che le collaborazioni, le partnership, i protocolli d'intesa siano fondamentali per favorire il gioco di squadra. Ognuno deve fare la sua parte, ma bisogna giocare insieme. Se si producono i veicoli ma non c'è l'infrastruttura di rifornimento non si va da nessuna parte, e viceversa. Noi che realizziamo infrastruttura abbiamo poi bisogno di assicurarci che ci siano le applicazioni di trasporto, che ci siano veicoli, no, che valorizzano e massimizzano la capacità di quella stessa stazione. Quindi bisogna giocare insieme. E per oggi è tutto con A Voi la Linea. L'informazione torna nel pomeriggio alle 16:30 con l'edizione flash del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.